Presidente Pigliaru, onorevoli colleghe e colleghi, signori assessori, un saluto alle autorità presenti e ai gentili ospiti che hanno voluto, accettando l'invito, condividere con noi questa particolare giornata. Sadia della Sardegna, giornata della Festa Nazionale dei Sardi, istituita con specifica legge da questo Consiglio regionale il 14 settembre del 1993. La data del 28 aprile è stata scelta come giornata simbolica in riferimento allo stesso giorno del lontano aprile del 1794 che passa alla storia per l'insurrezione dei Sardi e la cacciata dei dominatori piemontesi. Quel giorno a Cagliari migliaia di sardi di tutte le appartenenze sociali, uomini, donne, giovani e meno giovani, insorsero contro i piemontesi, dando l'assalto al castello, espugnandolo e catturando lo stesso viceré, che fu poi imbarcato con tutti i cortigiani e i burocrati di regime e rispedito a casa. Si tratta di un episodio storico che trae origini complesse da uno stato di malessere profondo del popolo sardo che, a causa dell'intollerabile gravame delle imposizioni fiscali, all'aumento generalizzato e progressivo dei costi, alla corruzione dilagante, rivendicava da tempo una maggiore partecipazione alle scelte del governo dell'isola. Già in precedenza, nel 1793, in occasione di un tentativo di invasione via mare da parte dell'esercito francese, i sardi, vista la totale impreparazione e la sostanziale passività dei piemontesi, organizzarono un proprio esercito e respinsero il tentativo di occupazione. Il giusto orgoglio di aver sconfitto una delle potenze europee più temute catalizzò le rivendicazioni della classe dirigente del popolo sardo, che si concretizzarono con le famose 5 domande degli stamenti, con cui si richiedeva di fatto una maggiore partecipazione alle scelte di governo dell'isola e una maggiore, seppur blanda, autonomia nei confronti della penisola. In cambio, dopo l'affronto alla delegazione sarda di un'attesa di 3 mesi per essere ricevuti dal re, senza peraltro ottenere alcuna risposta, che in forma di diniego fu data direttamente al viceré mentre la delegazione restava ancora in attesa, si ottenne il divieto di riunione degli stamenti. Antipiemontismo e antidispotismo trovarono vigore dall'indignazione e dall'autocratica condotta del viceré a livello locale e dal mancato riconoscimento del ruolo determinante dei sardi in occasione dell'attacco francese, che vide invece premiati dal re principalmente i piemontesi, che, come detto, non svolsero alcun ruolo. La data del 28 aprile 1794 e l'episodio storico ricordato, che ha rappresentato un vero e proprio atto rivoluzionario, diventano oggi il simbolo dell'orgoglio sardo e il riferimento per un percorso non ancora compiuto che proprio qui trova le ragioni più profonde nella ricerca di autonomia, nella sua difesa e nell'ampliamento verso il pieno riconoscimento dei sardi all'autodeterminazione. Quando fu promulgata la legge istitutiva di Sadia della Sardegna nel 1993, nello stesso anno, qualche tempo prima, furono approvate altre 2 leggi di grandissimo valore dal punto di vista identitario, quella sulla cultura e quella sulla lingua sarda. Leggi che devono ancora trovare piena attuazione ed efficacia. Cito queste leggi perché a rileggere gli atti di quella legislatura emerge una forte spinta e volontà unitaria. Si arrivò a quelle leggi grazie all'unificazione delle tante proposte presentate. Allora, con grandissimo senso di responsabilità e alto senso della funzione, ogni commissario rinunciò a qualcosa, concordando e scegliendo i testi migliori per esitarne uno unitario e condiviso da tutti. Un percorso, non sembri irrispettoso il paragone, simile a quello che i padri costituenti fecero per arrivare all'atto fondante della nostra Repubblica. Ecco, credo che quell'esempio di buona ed alta politica costituisca l'esempio da seguire e il riferimento per arrivare a quell'obiettivo da troppo rinviato della riscrittura del nostro Statuto. Oggi, di fronte ad una riforma dell'assetto istituzionale della Repubblica che cancella ogni speranza di un percorso federalista perseguito, seppur contraddittoriamente, per qualche decennio e che solo pochi anni fa sembrava irreversibile, ci troviamo al contrario di fronte ad una riforma che modifica l'assetto dello Stato in senso fortemente centralista. Riforma che di fatto limita e sottrae funzioni alle regioni, riportandole principalmente sotto il controllo statale, ed attacca sino a mettere in discussione la nostra stessa specialità e gli ambiti di autonomia. È evidente, lo abbiamo già detto con grande chiarezza anche in questo avvio di legislatura, che non siamo disposti a fare un solo passo indietro su questi temi, ma credo che, proprio perché in tutto il popolo sardo è cresciuta ed è oggi comune la consapevolezza dei propri diritti, noi dobbiamo accettare la sfida
proponendo, dopo tanto parlare, una revisione del nostro Statuto che vada nel senso opposto, nel senso di una maggiore autonomia ed autodeterminazione, aprendo una fase nuova, seppur difficile, di ricontrattazione con lo Stato che dia risposte al mancato riconoscimento di diritti paritari rispetto al resto della nazione, mancato riconoscimento di diritti fondamentali che si configura nel deficit di infrastrutture, di trasporti interni ed esterni, nell'assenza di energia a basso costo che impedisce sviluppo e competitività, sino alla negazione del diritto di essere rappresentati nel Parlamento europeo. Su questi temi dobbiamo dare risposte ai sardi. La riforma dello Statuto è un passo fondamentale ed un obiettivo non rinviabile di questo Consiglio. Sono convinto che questo compito sia prerogativa specifica del Consiglio regionale e che a tutti noi spetti il compito di lavorare alle modifiche e trovare gli strumenti di coinvolgimento più ampi, ma facendo riferimento al Consiglio come organo pensante, proponente e deliberante. Questo è il senso attuale di Sadia della Sardegna, giornata dell'orgoglio sardo, ma anche giornata di lotta di un popolo che non si riconosce solo in una terra, ma nei suoi valori, cultura, tradizioni, luoghi, lingua, insomma nella propria forte identità e con convinzione si unisce per i propri diritti e la piena autonomia. Spetta a noi rappresentare con convinzione queste istanze e condurre questa difficile vertenza decisiva per il futuro della Sardegna. Quest'anno abbiamo voluto dare maggiore solennità a questa seduta di Consiglio, richiamando alcuni momenti di forte rappresentazione e di identificazione, a partire dalla banda della Brigata Sassa, il nostro Dimonios, al canto a tenore, che lo ricordo è patrimonio dell'umanità, rappresentato dai tenores di Nioneli, all'unicità dei suoni delle Leonedas, che sentiremo tra poco grazie ad Andrea Pisu, accompagnato da Pierluigi Mattana, e colgo l'occasione per ringraziare tutti per la collaborazione offertaci e per la disponibilità che ci ha consentito di sottolineare con maggior forza la solennità di questa giornata. Io credo che dobbiamo fare uno sforzo ulteriore per il futuro, perché il nostro incontro non appaia come una cerimonia imbalsamata e rituale, quasi obbligata, ma sia un vero momento di avvio di un'azione che deve essere quotidiana sui temi della maggiore autonomia verso l'autodeterminazione e che dalle prossime scadenze sia invece momento di verifica del lavoro fatto in un anno. Credo inoltre che la scelta di creare eventi e di essere tra la gente e fuori dal palazzo in questa giornata sia un modo per rendere più efficace la sensibilizzazione sui temi che trattiamo, ma anche un modo per segnalare una maggiore vicinanza di questo Parlamento al territorio e ai sardi.